Ciao ragazzi, Pojanella, l'ultima tappa prima di completare tutti i 90 km di transumanza. Siamo ormai alle porte di Bressanvido, comincia anche ad affiorare un po' di stanchezza sia per gli animali sia per i mandriani che li hanno accompagnati. Tra poco sarà grande festa. Video volte per Signore Pedusco, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati! Cosa si prova in questo momento? Ha un'emozione enorme perché tutto questo pubblico che è qui a aspettarci è importante per noi. Marino, 20 anni di emozioni, la 20ª transumanza, 20 anni di emozioni. nata lagrimetta? No, basta adesso. Bentornati ragazzi, bentornati. Siamo tornati, la cosa più importante, uomini e vacche tutti sani. Bravi Pedusco, bravi! Quando ci sono queste cose qua, no? Cosa resta poi? Restano le emozioni vere, quelle che non riesci neanche a raccontare perché le provi in prima persona. Insomma, alla fine sono un allevatore anch'io e di conseguenza so cosa sta provando chi l'ha fatta e il bello è vedere che c'è tanta gente che viene a vederla, segno che qualcosa riusciamo a trasmettere. Non è la prima che vedi, ma ogni volta è come la prima. Sì, poi con Marino c'è un rapporto profondo, nel senso che siamo diventati amici e riusciamo ad emozionarci ogni volta. Grazie Alessandro, grazie a tutti gli amici della transumanza, magari ci vediamo l'anno prossimo. Sicuramente. Dai, ciao ragazzi!